Francesco Brocca e Signola in premiazione con Bruno Murrazzu, che consegna il premio a Nino Murru, vincitore della classifica, in memoria del caro Pietro. La scelta apposta, grazie. Nino Murru, Curesi. il premio di Sporriver.biz che omaggia il miglior fantino del 2022, la Jockey Cup Pietro Brocca, la prima edizione, insomma va a te, l'avevi seguito un po' questo titolo, sei riuscito a conquistarlo. Sì, in effetti è vero, da quando sono approdato qua in Sardegna come... Se non sbaglio 5 secondi. Sì, sempre lì, ma sempre mancata la vittoria. Niente, mi fa molto piacere anche perché è il nome del nostro amico Pietro, quindi fa ancora più piacere. E niente, poi ho avuto la fortuna di montare per delle belle scuderie, Piero, Cosso, San Giuliano, Tonino, insomma tutte scuderie importanti, Giovanni Moro, e quindi mi hanno dato una grossa mano a vincere questa classifica che insomma per noi di casa, sardi, fa molto piacere. Certo, poi arriva sempre uno primo. Quindi. Certo. Quindi hai messo in fila tutti i tuoi colleghi, la vittoria dell'internazionale sicuramente è molto importante quella, perché comunque non è semplice vincere una corsa internazionale con un maiden, la vittoria con la scuderia. Criterium con Guresi, insomma anche Chopin, con Chopin che mi ha fatto vincere un bel po' di corse. Tanti con la scorso, San Giuliano, insomma tanti con Leonardo, San Signor Domenico, San Giuliano, insomma un po' con tutti, dai. Sì. Una bella cosa. Complimenti Nino, perché ti sei eletto come miglior fantino del 2022 e in bocca al lupo. Grazie, grazie.